Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Clamoroso a Palermo, arrestata la talpa che informava la criminalità delle indagini in corso. È un commesso che trasportava i fascicoli riservati da un ufficio all'altro della procura. Li consultava, fotografava e anticipava le mosse degli investigatori. Chi va a comprare la pizza non si suicida. Alla TG Sicilia il fratello di Ayman, trovato semicarbonizzato 8 mesi fa a Merì nel Messinese, cambiato legale, chiede di conoscere la verità. Il delitto di Palermo, incastrato dalle telecamere l'assassino di Samir, ma il movente debole spinge gli investigatori ad allargare le indagini. Caro voli, ora tocca all'Europa. Bruxelles vuole vederci chiaro sugli aumenti spropositati dei biglietti, soprattutto nei periodi festivi, che penalizzano in particolare le isole. L'Unione potrebbe sanzionare le compagnie aeree. Rifiuti, serve un nuovo piano regionale, solo dopo si potrà avviare la realizzazione dei 2 termovalorizzatori previsti dal governo Schifani. Lo chiede il Ministero dell'Ambiente. Il salotto buono di Catania trasformato in pattumiera, Corso Sicilia e Corso dei Martiri attendono da decenni interventi di riqualificazione, ma i progetti restano nei cassetti del comune. Claudia Gerini a Palermo presenta Sicilian Holiday, una commedia romantica girata a Sciacca, nella quale veste i panni di un'attrice americana che scopre le bellezze della nostra regione. Calcio, Lucarelli sorpassa Maran nella corsa alla panchina del Catania, in giornata nuovi confronti con il tecnico toscano. In Serie B il Palermo punta il Brescia per una vittoria scacciacrisi. Ben trovati, una talpa nella procura di Palermo, un commesso giudiziario è stato arrestato dalla polizia. L'indagine è diretta dalla direzione DDA di Palermo. L'uomo è accusato di avere fotografato fascicoli di indagini in corso e di averne informato la criminalità. Manlio Viola. Da precario della regione siciliana nel progetto Emergenza Palermo a talpa della procura del capoluogo siciliano. Sarebbe stata questa la parabola di Feliciano Letta, il commesso giudiziario assegnato proprio alla Procura della Repubblica e alla DDA presso il Tribunale di Palermo, arrestato stamattina dalla polizia con l'accusa di favoreggiamento aggravato. L'inchiesta è stata condotta dalla direzione distrettuale antimafia e non è ancora conclusa, sono in corso numerose perquisizioni domiciliari. Secondo l'accusa era lui la talpa della procura. Il commesso aveva il compito di trasferire i fascicoli da una stanza all'altra e durante questo percorso li avrebbe fotografati trasmettendo le foto degli stessi fascicoli di indagine all'esterno della procura e del tribunale. L'eto è genero dell'imprenditore Vincenzo Passantino, titolare di una ditta di trasporti sottoposta a interdittiva antimafia, e il sabato, giorno di riposo a Palazzo di Giustizia, lavorava per l'azienda di famiglia. Ad incastrarlo sarebbe stato un virus Trojan che la polizia è riuscita a installare nel suo telefonino. Attraverso questo virus ha seguito l'iter delle fotografie scattate ai fascicoli e inviate attraverso sistemi di messaggistica. La notizia dell'arresto è stata confermata da una secca nota stampa del procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, che annuncia anche ulteriori sviluppi dell'inchiesta. L'operazione, resasi urgente e necessaria per la tutela di numerosi e importanti investigazioni, dice De Lucia, fa parte di una più ampia attività da sempre prioritaria per la Procura di Palermo, volta a salvaguardare la riservatezza delle delicatissime indagini trattate e quindi alla individuazione di talpe che ciclicamente cercano di interferire nella corretta amministrazione della giustizia. Parla il fratello di Ayman Zerti, il giovane marocchino trovato carbonizzato il 16 febbraio scorso a Merì, in provincia di Messina. Sono trascorsi 8 mesi e la famiglia chiede di conoscere la verità, non credendo all'ipotesi del suicidio. Francesco Triolo. Tanto un ragazzo come Ayman non credo che si suicidi.
8 mesi di silenzio, 8 mesi in cerca di verità. La famiglia di Ayman Serti, il sedicenne marocchino che lo scorso 16 febbraio è stato trovato semicarbonizzato nel grande parcheggio di Piazza Italia 90 a Merì, paese tra Barcellona e Milazzo, nel Messinese, non crede all'ipotesi del suicidio. La famiglia di Ayman adesso ha deciso di cambiare avvocato e chiede che venga fatta luce sulla sua morte. Vogliamo noi giustamente la giustizia, sapere la verità, in qualsiasi modo. Vogliamo cercare la verità. Il fascicolo di inchiesta aperto in procura a Barcellona in un primo momento ipotizzava il reato di omicidio, quindi è stato trasformato in istigazione al suicidio, ma Ayman è morto lasciando tanti dubbi e punti interrogativi: perché, come, cosa è accaduto da quando il ragazzo è uscito da casa per andare ad acquistare delle pizze. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella sera Ayman, dopo aver ordinato le pizze, sarebbe andato dall'unico benzinaio del paese e avrebbe acquistato €1 di benzina. E poi la tragedia, una ricostruzione alla quale la famiglia non crede. La prima cosa aveva solo 16 anni. La seconda cosa era un ragazzo pauroso, hai capito? Dormiva vicino a mia madre e quel giorno lo stesso è andato a prendere pizze. Uno che si suicidia non va a prendere pizza, perché io sono andato dopo di lui, no? E quella signora che fa le pizze ha detto che mio fratello ha ordinato 3 pizze, poi si è scomparso. Anche lo stesso giorno lui aspettava il mio padre, che quel giorno è venuto a dargli i soldi e trovarci. Quindi io, da queste cose, io non credo che si è suicidato. Palermo, le telecamere incastrano l'assassino di Samir, il cameriere algerino ucciso con 3 colpi di pistola venerdì scorso. È un tunisino che lavora nel locale rivale e che però respinge le accuse. Eva Spampinato. Le telecamere incastrano l'assassino del cameriere algerino ucciso a colpi di pistola venerdì sera a Palermo, in via Roma. Si tratterebbe di un altro cameriere, ma del locale di fronte a quello in cui lavorava Samir. Ali El Abed Baghera, 32 anni, tunisino, fermato con l'accusa di omicidio. La procura contesta anche l'aggravante della premeditazione. Il tunisino, torchiato dagli investigatori, ha però negato ogni coinvolgimento. Le telecamere però lo avrebbero immortalato mentre sparava a bruciapelo 2 colpi al torace e un terzo alla nuca di Samir. Da un lato dunque il presunto omicida che respinge ogni accusa, dall'altro le telecamere dei sistemi di videosorveglianza che mostrano la stessa persona che prima pedina Samir e poi lo fredda per strada. Ruota attorno a questi 2 elementi l'indagine sulla morte del cameriere algerino ucciso dopo aver concluso il turno di lavoro al ristorante Appetit di via Enrico Amari. Dal punto di vista investigativo manca ancora un vero movente, anche se sembra legato a vecchi screzi nati sul posto di lavoro. C'è chi ipotizza dei rancori per accaparrarsi clienti, visto che i 2 nordafricani lavoravano in 2 ristoranti adiacenti. E non si trova neanche l'arma utilizzata per commettere l'omicidio. Nel corso dell'interrogatorio, Baghera ha detto di conoscere Samir, con il quale non avrebbe mai avuto uno screzio. Nel provvedimento di fermo, disposto dalla procura, però, si fa cenno ad alcune liti fra l'assassino e la sua vittima, secondo testimonianze raccolte dagli investigatori. Il tunisino, arrivato a Lampedusa con un barcone, aveva ottenuto l'affidamento in prova dal tribunale di sorveglianza per aver incendiato materasse e suppellettili nel centro d'accoglienza di Lampedusa. Per buona condotta era stato successivamente scarcerato e messo in prova. Caltanissetta ha tentato di superare l'esame per la patente di guida con l'aiuto degli auricolari collegati a uno smartphone. Il trentenne è stato sorpreso da un funzionario della motorizzazione civile e ai poliziotti ha confessato che durante l'esame riceveva le risposte esatte attraverso appunto gli auricolari. L'uomo è stato denunciato per tentata truffa aggravata. 2 turisti argentini hanno dimenticato a bordo di un treno Intercity proveniente da Roma uno zaino con dentro i loro passaporti e 2.300 euro in contanti. La polizia di Siracusa l'ha recuperato e riconsegnato alla coppia. Ad accorgersene un passeggero che ne ha segnalato la presenza al capotreno, che a sua volta ha allertato i poliziotti.
Lo scandalo del caro voli finisce a Bruxelles. La Commissione europea vuole vederci chiaro sugli aumenti spropositati dei biglietti, soprattutto nei periodi festivi, che penalizzano in particolare le isole. Emanuela Corsi. Biglietti più cari anche del 30% nel giro di 4 anni e profitti eccezionali per le compagnie aeree. Il caso del caro voli arriva a Bruxelles perché anche la Commissione europea vuole vederci chiaro, chiedendo una spiegazione dettagliata e completa ai vettori. Le più colpite dagli aumenti spropositati sono le isole, con la Sicilia in testa, dove le tariffe salgono alle stelle in vista del Natale, ma anche nei periodi estivi. È vergognoso impedire alle famiglie di ricongiungersi per quando si tratta addirittura di 500 euro a tratta. È incredibile che ci siano prezzi del genere. Personalmente però questo mi è capitato anche fuori dal periodo di Natale, mi è capitato delle volte di dover rientrare per ragioni di lavoro, di incontri politici eccetera, o di incontri con i cittadini e spendere una volta 591 euro per un biglietto. Da parte dell'Unione Europea non ci sarà comunque nessun intervento sul libero mercato, anche perché l'esecutivo non può agire come regolatore nella microgestione dei prezzi o imporla. Stiamo parlando di un servizio e quindi i servizi devono entrare in una logica di prezzo equo, quindi se ci sono speculazioni eccessive rispetto al valore assoluto che può avere un volo, l'Unione Europea può intervenire sanzionando. Ad esercitare questa pressione, un'indagine dei servizi della commissaria responsabile Adina Valean, che ha trovato subito il favore del ministro Urso e del governatore della Sicilia Renato Schifani, preoccupato da biglietti dal nord Italia all'isola che per le festività arrivano a costare solo andata già oltre i 300 euro. Ma a sperare che questa verifica europea porti a un'azione incisiva ci sono soprattutto i consumatori, con il Codacons che chiede un intervento comune a livello europeo per bloccare gli algoritmi e Assoutenti che invece invoca sanzioni esemplari verso le compagnie scorrette. Piano regionale dei rifiuti da rifare in Sicilia per permettere la realizzazione dei 2 termovalorizzatori previsti dal governo Schifani. Il Ministero dell'Ambiente chiede l'aggiornamento del piano, ma le opposizioni sono già pronte a fare le barricate. Manlio Viola. Non ci sarà nessuno stop al percorso dei termovalorizzatori in Sicilia, ma un nuovo rallentamento, quello sì. E nel frattempo a rallentare ulteriormente il percorso ci penseranno le barricate annunciate dalle opposizioni regionali in aula. Il governatore Renato Schifani ha convocato il tavolo tecnico per la revisione del piano regionale dei rifiuti, un passaggio necessario dopo che da Roma i tecnici del Ministero dell'Ambiente hanno posto una questione di metodo. Per approvare i 2 termovalorizzatori previsti in Sicilia occorre prima revisionare il piano rifiuti. Dunque ok all'accordo fra Schifani e il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ma per dimensionare gli impianti occorre conoscere con precisione la produzione di differenziata e di frazione secca non riciclabile. In tempi brevi è stata così predisposta la nuova bozza di aggiornamento del piano rifiuti della Sicilia, che adesso passa al tavolo tecnico e poi diventa norma da affrontare in Parlamento. Ma le barricate annunciate da PD e 5 Stelle sono su un aspetto specifico della nuova bozza, ovvero l'annullamento del limite dei 3 km di distanza fra gli impianti di smaltimento e i centri abitati. Una guerra di principio e di comunità che rischia di far slittare ancora una volta tutto e proseguire di emergenza in emergenza. Il salotto buono di Catania trasformato in discarica. Corso Sicilia e Corso dei Martiri attendono da decenni interventi di riqualificazione, ma i progetti restano nei cassetti del comune. Intanto c'è uno spiraglio per il parcheggio multipiano. Torino De Mana. Siamo in pieno centro storico a Catania, alle spalle abbiamo il Corso Sicilia e quello che vedete è un marciapiede, o sembrerebbe tale perché praticamente è impossibile percorrerlo. Guardate quello che c'è a terra, rifiuti di ogni genere, scarti edili, gomme, vetro e l'immancabile Eternit. Il salotto buono di Catania trasformato in pattumiera, di giorno affollato anche grazie alla fiera e di sera, senza controllo, con episodi di microcriminalità che non lasciano dormire sonni tranquilli. Sono tante le segnalazioni alle forze dell'ordine e alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 provenienti da Corso Sicilia e Corso dei Martiri, che da anni attendono progetti di riqualificazione. Un'operazione rilancio che passa di amministrazione in amministrazione, di sindaco in sindaco,
Palermo con la speranza sempre che sia la volta buona. Nel frattempo il centro storico è quasi un dormitorio a cielo aperto e al calar della sera la sicurezza è un optional. La mattina spesso e volentieri mi sveglio con spazzatura davanti alla vetrina, gente che mi dorme accanto, coperte, robe varie. C'è tanta gente che è anche spaventata, molti mi capitano che entrano dentro il negozio per paura. Ah, la borsa è quello, mi hanno rubato quell'altro, entrano, hanno paura e li devo chiudere dentro. Sono stato anche un po' di mesi fa, qualche annetto fa, aggredito io con una persona, che c'è una denuncia anche fatta di un lancio di un bottiere di vetro e quant'altro, perciò non ne possiamo più, veramente, siamo proprio esausti di queste cose qua. Sotto i portici di Corso Sicilia il degrado è sotto gli occhi di tutti, si gettano i rifiuti e si bivacca. Poco più avanti le fosse di Corso dei Martiri attendono che dai cassetti di Palazzo degli Elefanti si tirino fuori i progetti esecutivi e intanto ospitano senza tetto che trovano alloggi di fortuna scavalcando le recinzioni. Da queste parti dovrebbe sorgere un parcheggio multipiano che potrà ospitare 350 auto. L'ultima parola spetterà al comune che a sua volta attende i privati. Il 2024 potrebbe essere la volta buona. Beh, speriamo, insomma. Ha diritto alla carta docente, un bonus da 500 euro l'anno, anche un insegnante precario. Questa è la sentenza emessa dal giudice di lavoro di Palermo, che ha accolto il ricorso presentato da un professore di chimica e matematica precario da 18 anni. Al docente sono stati riconosciuti anche gli arretrati per un totale di 4.000 euro. Sicilian Holiday, un sogno fatto in Sicilia, è una commedia romantica che esalta le bellezze della nostra terra. Nel cast anche Claudia Gerini, per noi l'ha incontrata Marco Gullà. È stato presentato questa mattina all'Assemblea regionale siciliana Sicilian Holiday, un sogno fatto in Sicilia, una commedia romantica ambientata appunto nella nostra terra e in particolare a Sciacca e che racconta la storia di Mia, una giovane attrice dal passato tormentato che si innamora di Nino, uno scultore di Sciacca ricco solo del suo talento. Protetta dal senso di comunità del piccolo borgo siciliano, dalla bellezza dei luoghi e della gente, Mia subisce una trasformazione che la cambierà per sempre. Fa parte del cast anche Claudia Gerini, oggi a Palermo per la presentazione della commedia. Nel film lei è Francesca. È una ex showgirl che ha lasciato un po' la sua carriera per le figlie e per sposare questo imprenditore siciliano che però l'ha portata a Londra. Per 20 anni vivono a Londra e adesso quindi è un ritorno inizialmente travestito da esperienza diversa, in realtà poi vedremo che c'è dietro la storia di questo marito un'esigenza proprio di tornare qui e di riprendersi quello che non hanno più coltivato, quello che hanno forse dimenticato vivendo fuori. Il film è un omaggio alla Sicilia. Vuole proprio esaltare l'autenticità e la bellezza e la ricchezza che abbiamo qua in Sicilia e quindi siamo felici di presentarlo e speriamo in futuro, già abbiamo altre idee di sviluppare altri progetti cinematografici, perché poi il cinema riesce veramente a portare una visione e nel mondo quello che abbiamo qua, che non è stato raccontato. Bene, facciamo una breve pausa, tra poco la scelta del nuovo allenatore della Catania e la vigilia di campionato del Palermo. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, volata a 3 per il nuovo allenatore del Catania, in corsa Baldini, Lucarelli e Maran. Domani intanto si scende in campo per la Coppa Italia e in panchina siederà Zeoli. Torino De Mana. Baldini, Lucarelli, Maran, in rigoroso ordine alfabetico perché le quotazioni dell'uno e dell'altro salgono e scendono tipo montagne russe. Sono ore concitate e febbrili in casa Catania con la dirigenza etnea a caccia del successore di Tabiani, silurato insieme al suo staff tecnico e al DS Laneri. Dopo la sconfitta di Potenza, la quinta in 12 partite, forse la più deludente dal punto di vista del gioco e del carattere. 3 ex in corsa per la panchina rossa-azzurra, tutti conoscono bene la piazza e sanno
sapranno a cosa andranno incontro in termini di critiche ed in termini di passione e pressione. Maran, prima di liberarsi, dovrà risolvere alcune pendenze economiche con il Pisa. Dopo l'esperienza di Terni, invece, Lucarelli può accasarsi in Serie C grazie ad una nuova regola che consente agli allenatori esonerati in B entro il 20 dicembre di poter trovare una nuova collocazione. Sono in attesa di una chiamata anche Ajeti e Javorčić. E poi c'è il nodo DS. Se dovesse arrivare Baldini, la scelta potrebbe ricadere su Castagnini, altro ex rossazzurro, ma il nome caldo è quello di Faggiano, che ha lavorato nel Parma della Cavalcatena con l'attuale DG Carra. L'annuncio dell'allenatore e del nuovo direttore sportivo è atteso nelle prossime ore. Domani alle 21 intanto il Catania torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia. Al Massimino arriva il Picerno e sulla panchina rossazzurra siederà Michele Zeoli, tecnico della Primavera e già vice di Ferraro. Per ovvi motivi è prematuro parlare di formazione, probabilmente scenderà in campo chi ha giocato meno. In ogni caso tutti avranno voglia di riscatto per convincere e scalare gerarchie in vista della nuova conduzione tecnica. Vigilia di mezzo per il Palermo che domani alla Barbera sfiderà il Brescia nel recupero della seconda giornata di campionato. Corini a un bivio. Marco Gullà. Eugenio Corini non rischia la panchina, ma già a partire dalla gara interna di domani contro il Brescia deve invertire il trend degli ultimi 270 minuti. In 3 partite un solo punto e per lo più al Barbera i rosanero continuano a fare male. Ecco perché il recupero della seconda giornata contro il Brescia in programma alle 18:30 di domani diviene già uno step fondamentale per la compagine rosanero. Si è fatto male intanto Di Francesco, l'ex Lecce ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia per cercare di recuperare nel più breve tempo possibile, ma tornerà dopo la sosta di campionato. Corini però può nuovamente contare su Di Mariano e Koulibaly, che faranno parte dei convocati per la gara contro le rondinelle. Potrebbero trovare spazio nel corso del match, ma non partiranno titolari. Un nuovo bivio per il Palermo e per Corini, che per scardinare la sua ex squadra si affiderà ancora al 4-3-3 e al tridente con Insigne confermato a destra, Mancuso nell'ibrido ruolo di esterno sinistro accentrato, mentre Brunori confermato al centro. L'allenatore bresciano sotto pressione a 180 minuti per far cambiare direzione al suo Palermo. Domani il Brescia, poi domenica, sempre in casa, ci sarà il Cittadella. Lasciamo il calcio per un rapido aggiornamento sul clamoroso arresto di oggi nella procura di Palermo. Il commesso che trasportava i fascicoli e che è finito in manette avrebbe sottratto e fatto avere ai familiari del boss della calza Luigi Abbate, detto Gino Umitra, un hard disk con informazioni su un'indagine di mafia. Questo commesso, al quale si contesta il reato di favoreggiamento, avrebbe preso questo hard disk dal fascicolo che era incaricato di trasportare da un ufficio all'altro della procura e l'avrebbe fatto avere appunto al nipote del capomafia, informandolo quindi così delle intenzioni, delle attività della procura di Palermo. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. TG Sicilia torna alle 20, buon pomeriggio.